Pace a tutti, io sono Milvia e vorrei condividere con voi questa poesia intitolata È troppo bello. È troppo bello, sia lode a Gesù, che un prezzo di sangue pagato ha per noi morte creature, serventi al peccato, ma ci ha riscattati e ci ha liberati. In Lui siamo rinati per vivere a Dio. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che a noi ha mostrato l'amore del Padre, che ci ha conosciuti e a noi si è svelato, noi vasi insipienti, ribelli al vasaio, eppure ci ama, eppure ci brama, eppure ci vuole riprendere a sé. È troppo bello che il Dio creatore su noi si è chinato e tutto ci ha dato, ci parla, ci ascolta, ci dona di sé, lo spirito suo che vuol vivere in noi. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù. È troppo bello che sempre risponde ad un cuore affranto che torna da Lui. È troppo bello che nulla rinfaccia, ma allarga le braccia e fa festa per noi. È troppo bello che sempre ci ascolta, che ci asciuga il pianto e guarisce e dà pace. È troppo bello per essere vero, eppure è vero, sia lode a Gesù, che presto ritorna con gli angeli suoi, così che saremo in eterno con Lui. Amen. Questo nuovo giorno ti ringrazio, mio Re, per le cose belle che sempre fai per me. Grazie per il sole ed il cielo grande blu e per gli uccellini che cantano lassù. Grazie per la vita e il respiro che mi dai e per la tua presenza che mai mi lascerà, per la tua pazienza e la tua bontà, la tua misericordia e benignità, per la morte di tuo figlio che pensò a me in quella rude croce, si donò perché. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è il tuo amore per me, grandi le cose che hai per me, grande è la grazia che mi fa ogni giorno avanzare nonostante i peccati miei. Grande è la tua grazia per me.
Pace a tutti, buongiorno. Gloria a Dio. Oggi siamo qua con la preghiera del mattino. Benvenuti a tutti. Che Dio vi benedica abbondantemente. Molta pioggia a Firenze, in città, non so se in provincia com'è, ma penso che anche in provincia c'è molta pioggia. E ringraziamo Dio per la pioggia, per la benedizione, per tutto ciò che Lui ci permette, perché è la sua volontà. Noi siamo la CEA d'Amiti, siamo le chiese evangeliche Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiana. E io sono il pastore Victor Lopes e sarò con voi stamattina per la grazia e bontà del nostro Signore, perché questo è il giorno fatto dal Signore e possiamo gioire con tutto il cuore nella sua presenza, perché Lui è buono. Oggi abbiamo un po' di difficoltà con la diretta per causa della pioggia, si vede che la connessione non è molto buona, ma avete un po' di pazienza e seguiamo in preghiera, perché il nostro proposito è pregare. Ho imparato da ragazzo che molta preghiera, molta potenza. Poca preghiera, poca potenza. Se noi vogliamo vedere la potenza di Dio, dobbiamo avere una vita di preghiera. Se noi vogliamo vivere una vita come il mondo, viviamo come il mondo, che non ha piacere nella preghiera. Comunque ringraziamo il Signore per la vita dei fratelli che sono già in diretta con noi. Che Dio benedica la tua casa, la tua famiglia. Vorrei ringraziare il Signore perché questo giorno è un giorno molto speciale. Ogni martedì e giovedì noi siamo qua in diretta con questa preghiera, radunando i fratelli per essere insieme adorando al Signore, cercando la sua presenza. E la preghiera del mattino è nata nell'anno di 2020, quando abbiamo vissuto quella grande tragedia, ma il Signore, tramite la preghiera, ci ha dato la grazia, la forza, abbiamo superato e continuiamo avanti, perché la Chiesa segue camminando. Io stamattina pensavo proprio parlavo questa settimana su Elia. Ho parlato su Elia e il profeta Elia, no? Che il profeta Elia, quando era in Gerusalemme, quando era in Samaria, che ha sfidato i profeti di Baal, la Bibbia dice che lui, allora, capitolo 17, capitolo 17 dice: Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galaad, disse ad Acabi: come è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola. La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cheriti, che è di fronte al Giordano. Tu berai al torrente, e io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare. Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Andò e si stabilì presso il torrente Cheriti, che è di fronte al Giordano. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina, e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente, ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto
perché non pioveva sul paese. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: alzati, va ad abitare a Sarepta dei Sidoni, e io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. Egli dunque si alzò e andò a Sarepta, e quando giunse alla porta della città c'era una donna vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso, affinché io beva. E mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: portami, ti prego, anche un pezzo di pane. Lei rispose: come è vero che vive il Signore, il tuo Dio, del pane non ne ho solo un pugno di farina in un vaso e un po' d'olio in un vasetto. Ed ecco, sto raccogliendo 2 rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, vai, fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela. Poi ne farai per te e per tuo figlio. Infatti così dice il Signore, Dio di Israele: la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà, fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. Quella andò e fece come Elia le aveva detto. Lei, la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo. La farina nel vaso non si esaurì e l'olio nel vasetto non calò, secondo la parola che il Signore aveva pronunciata per bocca di Elia. Dopo queste cose, il figlio di quella donna, che era la padrona di casa, si ammalò e la sua malattia fu così grave che egli cessò di respirare. Allora la donna disse a Elia: che ho da fare con te, o uomo di Dio? Sei forse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio? Egli le rispose: dammi tuo figlio. Lo prese dalle braccia di lei, lo portò su nella camera di sopra, dove egli alloggiava, e lo coricò sul suo letto. Poi invocò il Signore e disse: Signore mio Dio, colpisci di sventura anche questa vedova della quale io sono ospite, facendole morire il figlio? Si distese quindi 3 volte sul bambino e invocò il Signore e disse: Signore mio Dio, torni, ti prego, l'anima di questo bambino in lui. Il Signore esaudì la voce di Elia, l'anima del bambino tornò in lui ed egli visse. Elia prese il bambino dalla camera di sopra e lo portò al pianterreno della casa e lo restituì a sua madre dicendogli: guarda, tuo figlio è vivo. Allora la donna disse a Elia: ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità. Molto tempo dopo, nel corso del terzo anno, la parola del Signore fu rivolta a Elia in questi termini: va, presentati ad Acabe, e io manderò la pioggia sul paese. Elia andò a presentarsi ad Acabe. La carestia era grave in Samaria e Acabe mandò a chiamare Abdia, che era il sovrintendente del palazzo. Abdia era molto timorato del Signore, e quando Jezebel sterminava i profeti del Signore, Abdia aveva preso 100 profeti, li aveva nascosti, 50 in una spelonca e 50 in un'altra, e li aveva nutriti con pane e acqua. Acabe disse ad Abdia: va per il paese verso tutte le sorgenti e tutti i ruscelli, forse troveremo dell'erba e potremo conservare in vita i cavalli e i muli, e non avremo bisogno di uccidere parti del bestiame. Si spartirono dunque il paese da percorrere. Acabe andò da una parte e Abdia dall'altra. Mentre Abdia era in viaggio, gli venne incontro Elia, e Abdia, avendolo riconosciuto, si prostrò con la faccia a terra e disse: sei tu il mio signore Elia? Quegli rispose: sono io, va a dire al tuo signore: ecco qua Elia. Ma Abdia replicò: che peccato ho mai commesso?
che tu dia il tuo servo nelle mani di Acabe perché egli mi uccida? Come è vero che il Signore, il tuo Dio, vive, non c'è nazione nel regno dove il mio Signore non abbia mandato a cercarti. E quando gli si diceva, egli non è qui, faceva giurare il regno e la nazione che davvero non ti avevano trovato. E ora tu dici, va a dire al tuo Signore, ecco qua Elia. Succederà che quando io ti avrò lasciato, lo Spirito del Signore ti trasporterà non so dove. Io andrò a fare l'ambasciata ad Acabe, ed egli, non trovandoti, mi ucciderà. Eppure il tuo servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza. Non ti hanno riferito quello che io feci quando Jezebel uccideva i profeti del Signore? Come io nascosi 100 uomini di quei profeti del Signore, 50 in una spelonca e 50 in un'altra, e li sostentai con pane e acqua? E ora tu dici, va a dire al tuo Signore, ecco qua Elia, ma egli mi ucciderà. Elia rispose, come è vero che vive il Signore degli eserciti, di cui sono servo, oggi mi presenterò ad Acabe. Abidia dunque andò a trovare Acabe e gli fece l'ambasciata, e Acabe andò incontro a Elia. Appena Acabe vide Elia, gli disse, sei tu colui che metti scompiglio in Israele? Elia rispose, non sono io che metto scompiglio in Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avevate abbandonato i comandamenti del Signore, e tu sei andato dietro ai Baal. Adesso fa radunare tutto Israele presso di me sul Monte Carmelo, insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Astarte, che mangiano alla mensa di Jezebel. Acabe mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò quei profeti sul Monte Carmelo. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse, fino a quando zoppiccherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. Allora Elia disse al popolo, sono rimasto io solo dei profeti del Signore, mentre i profeti di Baal sono in 450. Dateci dunque 2 tori, quelli ne scelgano uno per loro, lo facciano a pezzi e lo mettano sulla legna, senza appiccarvi il fuoco. Io pure preparerò l'altro toro, lo metterò sulla legna e non vi appiccherò il fuoco. Quindi invocate voi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore, il Dio che risponderà mediante il fuoco, lui è Dio. Tutto il popolo rispose dicendo, ben detto. Allora Elia disse ai profeti di Baal, sceglietevi uno dei tori, preparatelo per primi, poiché siete i più numerosi, e invocate il nome del vostro Dio. Ma non appiccate il fuoco. Quelli presero il loro toro e lo prepararono, poi invocarono il nome di Baal dalla mattina fino al mezzogiorno, dicendo, Baal, rispondici. Ma non si udì né voce né risposta, e saltavano intorno all'altare che avevano fatto. A mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo, gridate forte, poiché egli è Dio, ma sta meditando, oppure è indaffarato, o è in viaggio. Può anche darsi che si sia addormentato e si risveglierà. E quelli si misero a gridare più forte e a farsi delle incisioni addosso, secondo il loro costume, con spade e lance, finché grondavano di sangue. E passato che fu il mezzogiorno, quelli profetizarono fino all'ora in cui si offriva l'offerta, ma non si udì voce o risposta, o nessuno diede loro retta. Allora Elia disse a tutto il popolo, avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui, ed Elia riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale il Signore aveva detto, il tuo nome sarà Israele. Con quelle pietre costruì un altare al nome del Signore
e fece intorno all'altare un fosso della capacità di 2 misure di grano. Poi vi sistemò la legna, fece a pezzi il toro e lo pose sopra la legna e disse: riempite 4 vasi d'acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna. Poi disse: fatelo una seconda volta. E quelli lo fecero una seconda volta. E disse ancora: fatelo per la terza volta. E quelli lo fecero per la terza volta. L'acqua correva attorno all'altare ed egli riempì d'acqua anche il fosso. All'ora in cui si offriva l'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Signore, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, o Signore, sei Dio e che tu sei colui che converti il loro cuore. Allora cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere, e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio. Il Signore è Dio. Elia disse loro: prendete i profeti di Baal, neppure uno ne scampi. Quelli li presero ed Elia li fece scendere al torrente Chison e laggiù li sgozzò. Poi Elia disse ad Acabe: risali, mangia e bevi, poiché già si ode un rumore di grande pioggia. Acabe risalì per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmelo e gettatosi a terra si mise la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo: ora va su e guarda dalla parte del mare. Quegli andò su, guardò e disse: non c'è nulla. Elia disse: ritornaci 7 volte. E la 7ª volta il servo disse: ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. Allora Elia ordinò: sali e di ad Acabe, attacca i cavalli al carro e scendi, perché la pioggia non ti fermi. In un momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una gran pioggia. Acabe montò sul suo carro e se ne andò a Israele. La mano del Signore fu sopra Elia, il quale si cinse i fianchi e corse davanti ad Acabe fino all'ingresso di Israele. Acabe raccontò a Jezebel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel mandò un messaggero a Elia per dirgli: gli dei mi trattino con tutto il loro rigore, se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo, ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino. Andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire, dicendo: basta, prendimi la mia vita, la mia anima, o Signore, poiché io non valgo più dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve, poi si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e beve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti, fino a Oreb, il monte di Dio. Fratelli, ho voluto leggere
tutto questo testo perché potessimo meditare stamattina un po' di quello che il Signore vuole parlare con noi. La Bibbia parla di quello che abbiamo letto, che Elia, profeta del Signore, ha sfidato Acabi e ha sfidato i profeti, i falsi profeti. La Bibbia dice che quando lui proclama il giudizio di Dio dicendo non pioverà sulla terra, la Bibbia dice che lui in quel momento riceve dal Signore un comandamento, un ordine di andare a Cherit, che era davanti al Giordano. In Cherit la Bibbia parla che Elia ha mangiato, i corvi hanno portato carne a Elia. Lui ha bevuto del Cherit e quando si asciugò le acque di Cherit, il Signore ha detto a Elia: vattene a Sarepta, perché lì ho ordinato una vedova di sostenerti. E quando lui arriva a Sarepta, trova quella vedova, il miracolo succede. Dopo che è rimasto a Sarepta, che ha risuscitato il figlio della vedova, la Bibbia parla che lui torna in Samaria e quando arriva a Samaria incontra Abidia, il profeta del Signore. Abidia che dentro il palazzo ha preservato la vita 100 profeti del Signore, nascosti con pane e acqua. Perché vi sto dicendo questo? Vi sto raccontando il percorso che Elia ha fatto. Dopo che lui incontra Abidia, lui manda un messaggio a Acabe e sfida Acabe e i profeti di Baal. E la Bibbia dice che su Carmelo Dio opera di modo grandioso. Elia non ha subito la fame che aveva in Samaria, perché il Signore ha provveduto tramite i corvi, tramite la vedova, miracoli. Elia è stato esaudito nel Carmelo. I profeti che volevano lì, che erano in gran parte lì radunati, si sono vergognati, si sono svergognati in quel momento, perché il Signore ha risposto a Elia e Baal non ha potuto rispondere. Quindi loro non hanno vinto Elia. In tutto il momento della storia Elia è stato vincitore. Ma la Bibbia dice che dopo che lui ha pregato, che ha detto pioverà e ha piovuto, Acabe arriva a casa, a Israele, e Dio parla, e Acabe parla a Jezebel cosa ha fatto Elia. Cosa succede? Jezebel fa un giuramento, una promessa che dice: domani a quest'ora, ciò che lui ha fatto con i profeti di Baal, io lo farò con lui. Io farò con lui. Quella parola di Elia, quella parola di Jezebel ha portato timore a Elia. Ha portato timore a Elia. Cosa voglio dire? Molte volte nella nostra vita noi abbiamo superato cose grandissime, prove difficilissime, e da un momento all'altro una parola ci scoraggia.
una parola di Jezebel scoraggia Elia e lui dichiara il suo desiderio di morire. Fratelli miei, non posso esta mattina non parlare a voi quello che il Signore mi sta dicendo. Che molte volte noi arriviamo fin qui se noi guardiamo ciò che abbiamo vinto, ciò che il Signore ci ha fatto vincere. Noi non dovevamo essere qui. Abbiamo di più motivi per seguire di che per mollare. Io voglio darti questa parola stamattina dicendo che tu hai di più, tu hai in più motivi per continuare di che mollare. Ricordati stamattina ciò che ti ha fatto il Signore. Ricordati stamattina ciò che il Signore ha operato nella tua vita dalla tua giovinezza. Fratelli, la Bibbia dice che sono stati 3 anni e 6 mesi di siccità e Dio non ha permesso mancare niente a Elia. A volte noi viviamo dentro di un scenario di miracoli, ma una parola che Satana lancia, noi ci coinvolgiamo con questa parola che sembra che Dio non ha fatto niente, che nella nostra vita non è successo niente e diventiamo persone ingrati, persone che sono a dire al Signore: preferisco morire. Elia era dentro una caverna, Elia ha mangiato dei corvi, che è carne, ha bevuto, ha mangiato la focaccia, ha mangiato nella casa della vedova, il Signore ha sostenuto la vedova, ha sostenuto la sua famiglia e Elia, il Signore ha provveduto a Elia, il Signore ha operato tramite Elia. Fratelli, per amor di Dio, ti prego, vi prego stamattina, non dare ascolto a Jezebel. Come l'angelo del Signore è venuto da Elia in quella ginestra, il Signore ti parla stamattina nella ginestra della tua vita. Alzati, mangia e bevi, perché molto lungo è la strada. Non è tempo di fermarsi, non è tempo di mollare, non è tempo di lasciare stare, perché il Signore ti vuole avanti, camminando. Alzati stamattina. Gloria a Dio. È questa parola che volevo condividere con voi, che arde nel mio cuore questa parola. Non guardare la parola di Jezebel, ma guardate per favore tutto ciò che il Signore ha fatto per voi. Alleluia. Manda il tuo messaggio a noi tramite WhatsApp 351 360 4320. Manda la tua testimonianza, manda cosa il Signore ha già operato nella tua vita tramite la preghiera. Non chiedi soltanto, ma ringrazia, manda il tuo ringraziamento, perché possiamo parlare qui quello che ha fatto il Signore nella tua vita. Amen. 351 360 4320. Vorrei mandare un abbraccio anche ai fratelli di
Shea Damit, Dio benedica tutti i nostri fratelli di Shea Damit, che sono nei settori ecclesiastici di Shea Damit, settore 01, che è la provincia di Firenze, settore 02, che è la provincia di Pisa, settore 03, che è la provincia di Verona. Un abbraccio ai nostri missionari, ai membri di Shea Damit, ai fratelli, a tutti i cooperatori, ai volontari del progetto Non Sei Solo, agli assistiti del progetto. Dio benedica a tutti in nome di Gesù. Se tu non segui ancora i profili di Shea Damit su Instagram, ti invito a cercare e seguire. Vorrei ringraziare Dio per la vita dei nostri fratelli che cooperano con la missione, pregando ma anche contribuendo. Vorrei ringraziare a tutti i sostenitori, tutti gli offerenti che sono a sostenere questa missione economicamente. Dio benedica te, la tua casa, la tua famiglia, la nostra gratitudine a tutti i fratelli che nelle basi missionarie e anche quelli che sono all'estero, che mandano la loro offerta per sostenimento di questa missione. Evangelizzazione è la nostra priorità. Dio vi benedica in nome di Gesù. Seguiamo con la nostra preghiera. Stamattina preghiamo per tutti i fratelli, continuiamo in preghiera per Massimiliano, figlio di Luca, continuiamo in preghiera per la missionaria Denisa, perché Dio possa restaurare la sua salute, in preghiera per la sorella Edina, perché il Signore possa completare l'opera nella sua salute, e sappiamo già che lei è già vittoriosa nel Signore, e preghiamo perché il Signore continui nella sua vita operando nel suo corpo per la gloria di Dio. Preghiamo per, vorrei fare una richiesta per un ragazzo che si chiama Pietro. Lui è figlio di una grande amica e vorrei chiedervi preghiera per la mente di Pietro, perché Dio possa intervenire nella vita di quel ragazzo e fermare quel combattimento, fratelli. È una situazione molto dura questa di Pietro, della mamma di Pietro, della famiglia di Pietro, perché è difficile quella situazione. Soltanto Dio può fare un miracolo nella vita di Pietro. Quindi vorrei chiedervi preghiera per Pietro. Prendete questo nome, è una richiesta urgente, fratelli. Pietro. E vorrei chiedere anche per il nipote della sorella Odovia. Odovia è una sorella che è assistita del progetto Non Sei Solo, è una che è assistita di questo progetto, e lei ha un nipote che ancora non parla, è già grande ma non parla perché ha un problema, non so spiegare bene, ma il Signore può fare un miracolo nella vita di quel bambino e fare quel bambino parlare. Amen. Dio può fare quel bambino parlare. Lui parla qualcosa, ma non parla di modo corretto, c'è una difficoltà. E preghiamo anche per un altro nipote di una sorella che è al MAIE, che ha un tumore alla medolla. Preghiamo per lui. Preghiamo per la sorella Arter, che ha bisogno di un intervento di Dio. La sorella Adriani anche chiede preghiera. Preghiamo per lei e per Riccardo. Preghiamo, fratelli, perché sono molte le richieste di preghiera. Vorrei chiedere preghiera anche per la missione, perché abbiamo bisogno di diaconi, e il mio appello è questo, che Dio consacri uomini fedeli, come dice la parola, non persone che possano essere diaconi, non è questo, ma preghiamo per persone che Dio ha consacrato, ha scelto per essere diaconi, perché è così, la necessità è molto grande, ma purtroppo come la parola dice, il campo è grande, pochi sono i lavoratori. Ci sono molti che vogliono solo
avere il nome, la fama, perché il titolo, ma il servizio non lo fa per il Signore. E purtroppo è così, ma speriamo che Dio possa mandarci diaconi fedeli al Signore. Amen. Preghiamo per tutta la missione, per la conferenza missionaria 2025. Oh, attenzione, fissate nella vostra agenda questi giorni, 1 e 2 novembre. Cominceremo, 1 è festa, cominceremo alle 9h30 fino alle 8h30 di sera. E sabato 2 sarà dalle 9h30 a mezzogiorno e mezza. Finiamo mezzogiorno e mezza con il pranzo con tutti i fratelli. Preghiamo per i missionari, anche per la nostra missionaria Mirella. Un saluto grande a Mirella. Dio ti benedica, Mirella. Continuiamo in preghiera per te. E preghiamo anche per i documenti di Vinicius, perché il Signore possa operare. Amen. Chiediamo salvezza, fratelli, salvezza per le famiglie, che possiamo vedere la salvezza, liberazione, che Dio possa operare. Preghiamo in nome di Gesù. Padre, in nome di Gesù siamo qua stamattina e vogliamo ringraziarti per questo giorno che ci hai dato. Grazie per questo giorno in più che abbiamo per essere qui insieme, lodando e benedicendo il tuo nome. Grazie di questo programma mattinale, dove siamo qui a pregare, a ricercare la tua presenza, a sentire la tua voce. Continua dandoci la forza e continua, Signore, con noi, come sei stato con Elia, nonostante lui, in un momento di debolezza della sua vita, ha chiesto la morte perché non ce la faceva più. Aveva già vinto tante difficoltà, ma in quel momento era davanti a una parola detta da Jezebel, che gli diceva che lo amasserebbe. Però, Signore, sappiamo che tu sei al controllo delle nostre vite. La parola ci dice che consegna la tua vita al Signore, si fida in Lui e Lui tutto farà. Signore, tutto, non una parte. Tu puoi fare tutto e tu, quando siamo nelle tue mani, la nostra vita non è più guidata dal mondo, dal volere del mondo, ma è guidata da te, Signore. Sei tu che guidi la nostra vita. E quindi tu definisci il principio e la fine della nostra vita. Sei tu che dai la fine, il principio. Sei tu che determini. Molte volte noi abbiamo già superato tante cose e ci troviamo davanti a un laudo medico. Ci troviamo davanti a una situazione dentro la nostra casa. Ci troviamo davanti a una situazione in famiglia o con il coniuge e non sappiamo più cosa fare, vogliamo mollare, vogliamo tornare indietro. Ma per caso tu hai cambiato, Signore? Per caso tu hai lasciato di essere chi tu sei stato fino ad oggi nella mia vita, nella vita dei miei fratelli? Certamente no. Tu sei il Re, il Signore, il magnifico Dio. Signore, davanti a noi vediamo cose che a volte ci tolgono la forza, il coraggio, ma è perché noi, come Elia, in quel momento è rimasto scoraggiato, perché è come dicesse basta, e lui proprio ha detto basta, era stanco. Ma io vorrei pregare stamattina che tu ci rinnovi le forze e non desiste di noi, Signore.
Anche quando noi molliamo e desistiamo e vogliamo desistere, come Elia ha detto basta, vieni, Signore, all'incontro della nostra anima, dei nostri cuori, vieni all'incontro delle nostre anime e dei nostri cuori. E non ci lascia perire come gli empi, Signore, nell'incredulità. Sono in Italia, Signore, da 6 anni. Sto seguendo per il 7º anno. Signore, è vero, Signore, che ho visto cose grandiose che tu hai fatto in questi anni. Ma le sfide di oggi non sono né più grandi né minori delle sfide che abbiamo vissuto e vinto durante questi anni. Ma tu conosci la mia struttura, come conosci la struttura di tutti che sono qui. E non vorrei, Signore, arrendermi alla difficoltà, alla circostanza, alle parole. Non vorrei arrendermi, Signore, a ciò che dicono gli altri. Non vorrei arrendermi, Signore, a ciò che pensano gli altri, a ciò che fanno gli altri contro di me. Ma ti prego, Spirito Santo, oh Dio, io ti prego che come tu hai mandato quell'angelo lì, in quella ginestra, alleluia, oh gloria, alleluia, come tu hai mandato quell'angelo in quella ginestra, con una focaccia calda. Non era fredda, non era dura, non era secca. Oh, gloria a Gesù. Alleluia, benedetto sia il tuo nome, Signore. Alleluia, alleluia. Come tu hai mandato quell'angelo con una bottiglia d'acqua fresca. Da Elia dicendo alzati, mangia, beve. E la parola dice che Elia mangiò, ha bevuto, mangiò, beve e si addormentò. Ma l'angelo ha insistito. Ti prego, Signore. Ti prego stamattina, Signore. Anche se noi abbiamo pensieri di mollare, di desistere, non desiste da noi, Signore. Non desiste di noi, non desiste, Signore. Non desiste di quest'uomo, di questa donna, di questa famiglia, Signore. Non desiste, Signore. Ti prego. Alleluia. Fa che quest'uomo, che questa donna senta il tuo amore. E stamattina, adesso, in questo esatto momento, Signore, fa con che quest'uomo, fa che questa donna, fa che questa famiglia possa sentire la tua cura, il tuo amore adesso, in questo momento. Riempi questo cuore che è afflitto, che è triste, che è in angoscia, che è inquieto, Signore. Fa questo cuore essere riempito della gioia, del tuo amore, della tua grazia. Alleluia!
Oh, glória a Dio. Alleluia. Oh, Signore Dio di Elia, ci visita stamattina col tuo Spirito Santo che abita in noi. Non allontanare da noi il tuo Spirito, Signore. Ti prego. Ravviva la tua opera in noi stamattina, come hai fatto nella vita di Elia. E hai parlato a quell'uomo dicendo: alzati, mangia e beve. E la tua parola dice che la porzione che Elia ha mangiato e ha bevuto lo ha fatto camminare 40 giorni e 40 notti. Signore, questa porzione che tu ci dai stamattina ci farà seguire fino al termine di questa lotta, di questo ciclo e di questo deserto. 40, ricordate, 40 significa un periodo, un ciclo, una generazione. Signore, che tu possa, Padre, darci oggi la forza, rinnovarci oggi, stamani, rinnovaci, Signore, perché possiamo camminare. Rinnova corpo, mente, anima, famiglia, matrimonio, figli, negozi, vita economica. Rinnova oggi, Signore, in nome di Gesù ti prego. In nome di Gesù. Rinnova oggi, perché possiamo seguire e finire questo ciclo, questa stagione, questo tempo, per la gloria del tuo nome. Amen e amen. Ricevi forza stamattina, mangia questa focaccia calda, bevi quest'acqua fresca che ti porta lo Spirito Santo. Riempi la tua anima di gioia stamattina. Dice via la tristezza. Dice via all'angoscia. Dice via della tua vita. Sgrida oggi quella parola che tu hai sentito che ti ha scoraggiato. E alzati oggi, perché c'è una strada. C'è una strada. In nome di Gesù. Alleluia. Grande è il Signore. Finiamo, fratelli, leggendo Salmo 13. Salmo 13. Fino a quando, ó Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Guarda, rispondimi, ó Signore, mio Dio. Illumina i miei occhi perché io non mi addormenti nel sonno della morte, affinché il mio nemico non dica l'ho vinto e non esultino i miei avversari se io vacillo. Quanto a me, io confido nella tua bontà. Il mio cuore gioirà per la tua salvezza. Io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. Il consiglio di oggi, fratelli, è ricordare il bene che il Signore ti ha fatto fino ad oggi. Ricordati oggi la bontà del Signore. Gioisce nella salvezza. Ti ha salvato il Signore. Tu eri nel fango del peccato e Dio ti ha tolto, ti ha lavato. Mi ha tolto, mi ha lavato. Il nemico desidera che tu oggi faccia come Elia, dica basta, voglio morire, ma il Signore, con questa parola, concludo con questo consiglio di ricordare il bene del Signore, di ricordare
la sua salvezza nella tua vita, perché Lui ha fatto cose grandi. Quindi non dare ascolto alla voce del nemico, ma ti consiglio oggi a portare in memoria ciò che ti dà speranza e che il Signore ha fatto in te e per te. Gloria a Dio. Che Dio ti benedica. Segui questo canale, lascia tuo mi piace e condividi. Ci vediamo, volendo il Signore. Stasera abbiamo la trasmissione, ma tu che sei a Firenze, vieni allo studio biblico e alla preghiera. E tu che sei in un'altra base missionaria, ti colleghi stasera alle 7 con lo studio biblico e noi parleremo oggi di Romani, lettera di Paolo ai Romani, capitolo 11. Oggi è la nostra lettura e lo studio biblico. E stasera, durante tutto il mese, abbiamo una preghiera alle 10. Se tu vuoi partecipare di questa preghiera alle 10, puoi chiedermi il link tramite questo WhatsApp. Mandami un messaggio dicendo: pastore, voglio partecipare della preghiera alle 10 sulla piattaforma 351 360 4320. Manda la tua richiesta del link e io ti manderò il link. Ok? Dio vi benedica. In nome di Gesù, un abbraccio a tutti. Gloria a Dio. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre e la consolazione dello Spirito Santo sia con te, con la tua casa, con la tua famiglia, oggi e per sempre. Tu puoi dire amen, amen e amen. Alzati, mangia e bevi, perché grande è la strada che tu devi percorrere ancora. Non è tempo di fermare. Non ascoltare la voce del nemico, ma ricordati dei beni del Signore, della salvezza. Finiamo adorando al Signore, dicendo che Lui è buono. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire canterò della tua bontà. Nella notte buia mi sei vicino come nessun altro, ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua